ringrazio di cuore l'organizzazione per avermi coinvolto ancora una volta, per parlare di un tema tra l'altro che sento particolarmente vicino per varie vicende professionali che sto seguendo e di cui quindi parlo molto volentieri, perché è un tema di cui si parla relativamente poco rispetto a quella che secondo me è la gravità dei numeri che poi alla fine snoccioleremo. Proprio qualche giorno fa su un social network, LinkedIn, ho commentato l'articolo di un giornalista che pubblicava dei dati proprio in tema di errori giudiziari, e dopo di me ha commentato un altro soggetto che non conosco personalmente, che scriveva fondamentalmente, scriveva testualmente, dopo tante altre riflessioni, che è più probabile per un cittadino essere colpito da un fulmine piuttosto che rimanere vittima di una ingiusta detenzione o di un errore giudiziario. Ora, non so quanti fulmini abbiano colpito l'Italia dal 91 ad oggi. Il 91 la indico come data di riferimento perché è quella da cui partono i dati di cui abbiamo disponibilità oggi. Non abbiamo dati statistici per gli anni precedenti. Però vi assicuro che i numeri di persone che sono finite ingiustamente in carcere sono veramente impressionanti, molto più impressionanti dei numeri dei fulmini che hanno colpito i nostri concittadini. Innanzitutto dobbiamo fare un po' di ordine terminologico per capire esattamente di cosa parliamo quando ci riferiamo all'errore giudiziario. Perché nel processo penale, come in tutti i processi, c'è la possibilità di imbattersi in tanti errori. Il dottor Piras ha posto subito una domanda assolutamente scottante, ma è davvero impossibile evitare gli errori giudiziari? Purtroppo temo di sì, che sia impossibile eliminarli dalla faccia della terra, per un semplice motivo: il diritto e gli operatori. Il diritto è un prodotto della cultura umana, è un fenomeno culturale, non è una scienza esatta, non è matematica, non è fisica. E gli operatori del sistema giustizia sono uomini, e la caratteristica distintiva dell'uomo è la fallibilità. L'uomo perfetto non esiste, la perfezione non appartiene al genere umano, tutti gli uomini sbagliano e purtroppo anche i magistrati sono uomini e quindi anche loro sbagliano. Se però si possa fare qualcosa per ridurre il numero degli errori giudiziari, credo di sì. Si può fare tanto per ridurre il numero di errori giudiziari e per ridurre il numero di ingiuste detenzioni. Uso questa alternativa per un motivo specifico, perché una cosa tecnicamente è l'errore giudiziario, altra cosa tecnicamente è l'ingiusta detenzione, poi dopo vediamo quali sono le differenze. Si può fare molto per ridurre il numero di errori e di ingiuste detenzioni, e lo si può fare sia da parte del Parlamento, del legislatore, sia soprattutto da parte degli operatori del sistema giustizia, perché alla fine l'errore è un problema culturale, cioè la percentuale di errori che noi siamo disposti a sopportare dipende dalla nostra sensibilità, dalla nostra capacità di capire dove si può annidare un errore e dove quindi forse è più prudente fermarsi piuttosto che continuare in una determinata via che ci si era prefissati. Per dirla in soldoni, spesso o comunque
in un numero non irrilevante di volte, il giudice scambia il dovere di giudicare col dovere di trovare un colpevole. E questo è un retaggio di una cultura giuridica antica che stenta ad essere estirpata del tutto, ma che è fondamentale. Nel momento in cui i giudici arriveranno ad apprezzare che è un buon giudizio, anche il giudizio assolutorio per il sistema, e che l'assoluzione non deve essere vissuta come un fallimento del sistema inquirente che ha portato al giudizio un imputato, ma deve essere visto come un successo del sistema che ha saputo garantire una persona da una condanna ingiusta, perlomeno da una condanna inflitta in un caso non previsto dalla legge. E dicevo, comunque, gli operatori del sistema giustizia, e quindi anche i magistrati, sono uomini e possono commettere tanti errori. Vediamo che tipi di errori sono quelli di cui dobbiamo parlare oggi. Con la locuzione errore giudiziario noi esprimiamo un concetto specifico della procedura penale che non è definibile facendo ricorso ai significati che la lingua italiana corrente attribuisce alle singole parole che la compongono. Ossia, se noi prendiamo nel dizionario della lingua italiana la parola errore e l'attributo giudiziario, otteniamo due definizioni che messe insieme non ci spiegano esattamente che cos'è per la procedura penale l'errore giudiziario. Perché nel processo penale, appunto, noi ci possiamo imbattere in tanti errori, ma non tutti gli errori che si verificano in un processo noi li qualifichiamo come errori giudiziari. Innanzitutto, la slide è andata al contrario, abbiamo una prima grande distinzione tra errori nel giudizio ed errori di giudizio. Cioè, nel corso di un processo si possono sbagliare le applicazioni di tante regole, che so io. Prendiamo il caso più popolare forse, l'errata notifica. Io devo comunicare all'imputato che tale giorno a tale ora si dovrà presentare di fronte al Tribunale di Cagliari e l'ufficiale giudiziario o il postino sbagliano qualcosa e la comunicazione non arriva a destinazione dell'imputato. Quindi l'imputato non viene a conoscenza del processo a suo carico, il giudice non si accorge che il postino o l'ufficiale giudiziario hanno sbagliato e si fa un bel processo in assenza dell'imputato, convinti che lui sappia dell'esistenza del processo a suo carico. Alla fine del processo l'imputato viene assolto perché si accerta la sua innocenza, la soluzione per non aver commesso il fatto. Questo ci dimostra che abbiamo avuto un processo con un errore, tra l'altro anche un errore grave, perché negare ad una persona la possibilità di autodifendersi partecipando personalmente al processo è un errore molto grave, ma non si è tramutato in quello che noi definiamo errore giudiziario. È un errore nel corso del giudizio, un errore formale che produce anche dei danni sostanziali, ma non dei danni sostanziali così gravi da potersi chiamare errore giudiziario. Dall'altro lato abbiamo degli errori che si possono manifestare nel momento in cui il giudice deve decidere qualcosa, deve decidere se ammettere un testimone o non ammetterlo, deve decidere se sospendere il processo o non sospenderlo, deve decidere se disporre un sequestro oppure no, e alla fine del processo deve decidere se assolvere o condannare. In tutti questi casi in cui il giudice deve prendere una decisione, se sbaglia si parla di errore di giudizio, cioè nel momento in cui il giudice deve giudicare e quindi assumere una decisione, può commettere un errore. Questo è un errore di giudizio.
E ci stiamo avvicinando alla categoria degli errori giudiziari, ma non ne abbiamo ancora centrato in pieno il concetto. Perché? Prendiamo l'ipotesi più nitida. Il giudice assolve l'imputato, poi, un domani, qualcuno, rileggendo le carte, si renderà conto che quel giudice è incorso in un macroscopico errore perché ha travisato completamente una prova e non si è reso conto che l'imputato era colpevole. Ha assolto un colpevole. È un errore grave, ma non è quello che noi chiamiamo errore giudiziario. Perché il concetto di errore giudiziario è vincolato alla natura del soggetto che subisce l'errore. Nel caso che abbiamo appena detto, nell'esempio che ho appena fatto, chi subisce l'errore magari è la vittima del reato, che dice: ma accidenti, quello mi ha veramente sferrato un pugno in faccia e tu lo assolvi. Io non mi sento, non vedo lo Stato che ha fatto giustizia, come si dice in gergo oggigiorno, in mio favore. Però, ripeto, anche in questo caso, quando abbiamo una persona, la persona offesa, che ritiene di aver subito un'ingiustizia, noi non parliamo di errore giudiziario. Parliamo di errore giudiziario quando e solo quando un soggetto viene condannato in via definitiva per un reato che non ha commesso. Quindi parliamo di errore giudiziario solo quando viene condannato in via definitiva un innocente, perlomeno innocente per il fatto per cui è stato portato a processo. Questo è il concetto tecnico di errore giudiziario. Cosa vuol dire essere condannato in via definitiva? Significa che contro la sentenza di condanna non esistono più strumenti di doglianza, non ci sono più impugnazioni ordinarie che si possano proporre contro quella sentenza. E in Italia abbiamo 3 gradi di giudizio: il primo grado, l'appello e il ricorso per Cassazione. Sono questi i 3 gradi di giudizio. L'appello e il ricorso per Cassazione sono i 2 mezzi di impugnazione ordinari che conosce il nostro ordinamento. Vengo condannato in primo grado, propongo appello, il giudice d'appello conferma la sentenza di condanna. Faccio ricorso per Cassazione, la Corte di Cassazione rigetta il mio ricorso, la mia sentenza di condanna diviene definitiva, passa in giudicato, cioè acquista efficacia esecutiva, può essere messa in esecuzione e quindi a seconda della pena che mi è stata inflitta io posso trovarmi a dover scontare o una pena detentiva o una pena pecuniaria. E quindi c'è errore giudiziario soprattutto quando si aprono le porte del carcere per il condannato. Mi ricollego a quello, ancora una volta alla domanda iniziale del dottor Piras. Possiamo riuscire ad evitare l'errore giudiziario? Anche la storia ci dice di no, perché è da millenni che l'essere umano ha a che fare con l'errore giudiziario. C'è qualcosa che è cambiato tra il passato e l'oggi, anche se non in maniera del tutto radicale, ma qualcosa è cambiato. All'epoca dei Romani e da allora fino a qualche decennio fa si usava dire res iudicata pro veritate accipitur, ossia, spero che non ci sia nessun docente di lettere antiche qua perché sono sicuro di aver sbagliato qualche accento, forse accipitur. Come mi sono orecchiato da solo ho capito di aver fatto qualche erroraccio. Che cosa significa? Che il giudicato, inteso come decisione passata in giudicato, ossia come decisione irrevocabile
non più sottoponibile ad altri controlli, quindi una decisione definitiva, aveva un ambito di sacralità, perché si ricollega al giudicato, al concetto di giudicato, il principio della certezza del diritto. Dice, la certezza del diritto è un valore di cui nessuna società civile può fare a meno. Certezza del diritto significa che ogni cittadino deve essere posto nelle condizioni di sapere, nel momento in cui compie un'azione, se quell'azione è lecita o non lo è, se è legittima o non lo è, e quali sono le conseguenze a cui andrà incontro se sceglierà di commettere un'azione illecita o illegittima. Allo stesso modo, certezza del diritto significa che una decisione giudiziaria, una volta divenuta definitiva, deve essere eseguita e l'ordinamento si deve conformare a quella decisione. Se un giudice stabilisce che l'inquilino della casa che io ho dato in locazione è moroso da più di un anno e ordina lo sfratto, quindi imponendo a quel inquilino di lasciare la mia abitazione, io proprietario ho il diritto di vedere eseguita quella sentenza, che non rimanga lettera morta, e quindi da lì si innesca tutto un procedimento esecutivo che fa sì che lo Stato intervenga quando il consociato civilmente, spontaneamente non adempie a quanto imposto dal giudice. Nel giudizio penale accade più o meno la stessa cosa, nel senso che nel momento in cui un soggetto viene condannato, che so io, a 5 anni di reclusione, i consociati tendenzialmente, salvo i suoi cari, i prossimi congiunti che fanno tifo per lui, ma tutti gli altri consociati tendenzialmente si aspettano di vedere quel signore preso dalla polizia, dai carabinieri e condotto in una casa di reclusione per il periodo stabilito dal giudice. Quante volte ci viene il pensiero, ma tu guarda, l'effettività della pena in Italia non esiste, lo condannano e poi è subito fuori. È vero che ci sono tanti meccanismi che rendono la pena non esattamente effettiva in Italia, ma vi assicuro che stiamo piano piano migliorando anche su questo fronte. Dicevo, già al tempo dei Romani il giudicato aveva un'aurea di sacralità, però erano gli stessi Romani che nell'epoca del Principato, quindi a cavallo tra la fine dell'ultimo secolo a.C. e i primi 3 secoli d.C., si inventano questo istituto, la licenzia supplicandi. Un istituto che consentiva ad un soggetto condannato per un determinato fatto criminale di rivolgersi al princeps o a un soggetto che il princeps avesse delegato con queste funzioni affinché riesaminasse la sua condanna. Badate bene, la figura a cui il condannato si doveva rivolgere non era un giudice, non era un soggetto pari a coloro i quali l'avevano condannato in precedenza, era il princeps, perché soltanto all'imperatore si riconosceva il potere di rompere un che di sacro come era appunto il giudicato. Solo la massima autorità politica si vedeva riconosciuto il potere di recidere quella catena che teneva fermo e sacro appunto la decisione di un magistrato. Ed è una caratteristica che ci porteremo avanti per tanti secoli.
La decisione dell'imperatore era una decisione quindi squisitamente politica, non si rifaceva a un processo, assomigliava un pochino alla nostra grazia presidenziale, era un misto tra la grazia che conosciamo noi, che però è un provvedimento di clemenza puro e semplice, cioè il Presidente della Repubblica che perdona il condannato, mentre qui abbiamo il massimo potere politico dell'impero che riesamina le carte nel merito e arriva a dichiarare che quella condanna non era giusta e quindi assolve e libera il condannato. Quindi c'è un riesame nel merito, ma non è un riesame fatto con le forme tipiche di un processo. Anche in quei casi la prassi voleva che l'imperatore concedesse questo beneficio nel momento in cui emergessero nuove prove a sostegno dell'innocenza. Tenete conto che vi sono delle fonti dell'epoca romana dalle quali noi ricaviamo che questo beneficio poteva essere concesso anche se il condannato avesse confessato nel corso del suo processo. Qualora si ritenesse che la confessione fosse in realtà una falsa confessione e che delle altre prove successivamente la smentissero, il soggetto poteva essere assolto. Quindi da questo punto di vista l'approccio era molto moderno, perché si riconosceva quello che oggi un po' tutti gli studiosi riconoscono, ossia che la confessione è un atto assolutamente inaffidabile tanto quanto le testimonianze. Quindi deve essere, al pari delle testimonianze, essere verificato trovando riscontri di natura oggettiva che ci consentano di accertare la veridicità di quello che dice colui che confessa. Un caso eclatante di cronaca è quello dello zio Michele. Non so se avete presente l'omicidio di Sarascazzi. Lo zio Michele quante volte ha confessato e ritrattato le sue confessioni. Esempio lampante è che le dichiarazioni dell'imputato possono essere considerate inaffidabili anche quando sono contro il suo interesse. Dal 350 in avanti, diciamo un po' più in là anche nel tempo, con la caduta dell'impero d'Occidente, quando nell'impero romano iniziano ad essere sempre più frequenti le invasioni barbariche, l'istituto della revisione, del riesame, della condanna scompare, perché nel diritto germanico non era contemplata un simile istituto, anche perché le decisioni nei processi germanici erano assunti con forme quali quelle dell'ortalia, ossia si riconosceva al giudizio un carattere spiccatamente divino, divinità pagane le definiremmo noi, però fondamentalmente all'imputato veniva chiesto di tentare di superare determinate prove, che sono la prova del fuoco, la prova dell'acqua. Se sopravvivi vuol dire che sei innocente, se muori vuol dire che eri colpevole. Quindi capite bene che non c'era un'idea di processo come noi lo intendiamo, era una sfida dell'individuo contro Dio. Se sei innocente supererai la sfida, se sei impuro non la supererai e quindi andrai incontro alla condanna. E quindi capite bene che Dio è l'unico che non può mai sbagliare, e quindi la possibilità di riesaminare una decisione assunta da un Dio è fuori discussione. È nel 1539 che in Francia, di nuovo dopo tanti secoli, ricompare, perlomeno per quanto riguarda il territorio europeo, un istituto che consente di riesaminare una sentenza di condanna.
la proposizione d'errore. Anche questo, come in epoca romana, è un potere riconosciuto esclusivamente al re. Anche qui siamo in un momento storico in cui rimane ferma l'idea che la certezza del diritto è un valore sacro, e quindi solo la massima autorità politica può rompere questa sacralità. Nel 1670, sempre in Francia, si fa un passo in avanti e quello che era un giudizio rimesso esclusivamente al re diventa qualcosa di più simile ad un processo. Compare innanzitutto il termine revisione, vedete, lettere di revisione, erano delle lettere che il re accordava al condannato per esaminare e rivedere il processo penale che lo aveva visto condannato, appunto, in contraddittorio davanti a un tribunale di ultima istanza appositamente istituito per riesaminare il caso. Quindi si inizia a ragionare nell'ottica per cui, se la decisione proviene da un giudice, forse è meglio farla riesaminare ad un suo pari, ad un altro giudice. Nel 1793, o meglio, durante il periodo rivoluzionario, scompare l'istituto della revisione per il semplice fatto che anche l'animo dei rivoluzionari era quello per cui il figlio della rivoluzione, giudice, proveniva dal popolo, non poteva mica sbagliare, ok? Quindi guai a pensare che un soggetto con tali caratteristiche potesse incappare in un errore. Nel 1793, quindi capite che nel giro di 4-5 anni si rendono conto anche loro che forse le cose non erano proprio così, le introducono l'istituto della revisione, e poi nel 1808 verrà introdotto nel primo codice napoleonico. E da quel momento non ce ne liberiamo più, per fortuna, ma abbiamo solo una serie di progressioni in avanti verso continui perfezionamenti dell'istituto. In Italia, in particolare, il primo ad introdurre l'istituto della revisione è Carlo III di Borbone nel Regno delle Due Sicilie, che appunto a metà del Settecento introduce l'istituto della revisione delle sentenze di condanna e, tra l'altro, prima dei francesi, prevede che siano due corti composte da magistrati a celebrare il processo, il nuovo processo di revisione a carico del condannato. E soprattutto la revisione viene concepita non più come appunto una grazia che il monarca faceva al condannato, ma si riconosce il diritto di ogni condannato di fare istanza di revisione, e quindi correlativamente, se hai il diritto di proporre istanza, il tuo diritto verrà valutato da un giudice. Chiedo scusa, ma ho fatto qualche danno nelle slide che si ripetono. Ecco qua. Primo codice di procedura penale dell'Italia unificata è quello del 1865. La revisione della sentenza di condanna era prevista per pochissimi casi in questo codice. Primo caso: qualora vi fosse inconciliabilità tra due sentenze di condanna che avevano punito per uno stesso fatto due soggetti differenti. Cioè, io e il dottor Pidas veniamo condannati entrambi per lo stesso omicidio, non in concorso tra di noi, un omicidio commesso da una sola persona. Un giudice prima condanna Mauro Trogu e un'altra volta un altro giudice condanna il dottor Pidas. Due sentenze che accertano fatti diversi, sono inconciliabili. In questo caso, secondo il codice del 1865, poteva farsi domanda di revisione. Tenete bene a mente questo fatto: dovevano essere due sentenze di condanna, ossia, se in una sentenza
si fosse accertato che Mauro Trugo aveva commesso un omicidio e in un'altra sentenza in un processo a carico del dottor Pilas si fosse accertato che in realtà quell'omicidio non è mai avvenuto perché la vittima è morta di morte naturale, il differente accertamento contenuto nelle due sentenze non avrebbe potuto giovare a me, povero condannato, proprio perché una sentenza era di assoluzione, l'altra di condanna. Invece la legge prevedeva che solo l'inconciliabilità di due sentenze di condanna potesse portare alla revisione. Questo che cosa ci dice? Che l'impostazione non era un'impostazione nell'ottica del diritto del cittadino di veder rivalutata la propria responsabilità in un caso del genere, ma era semplicemente una esigenza dell'ordinamento pubblico che non vuole vedere coesistere due sentenze antitetiche al suo interno. E quindi l'unica concessione che veniva fatta era: vabbè, se hanno condannato già qualcun altro per quel fatto, a te forse ti possiamo mandare assolto. Ovviamente il fatto che si possa chiedere la revisione non significa che la revisione poi vada a buon fine e che il soggetto venga assolto, significa semplicemente che in questi casi si può chiedere, poi si farà il processo e si vedrà, perché magari il giudice della revisione potrà dire: no, la tua sentenza è corretta, hanno sbagliato a condannare il dottor Pilas, al massimo è sbagliata quella, e quindi spetterà al dottor Pilas chiedere la revisione per sé. Secondo caso, diciamo un caso quasi che ognuno di noi darebbe per scontato, se dopo una condanna per omicidio si accerti l'esistenza in vita della persona presunta uccisa. Ma sapete che è successo? Sapete che è successo? Tra l'altro neanche tanto tempo fa, un caso degli anni 70, ho cercato disperatamente di trovare quei riferimenti per portarveli, ma non li ho ritrovati. Me l'aveva fatto scoprire uno studente universitario che aveva fatto una tesi di laurea. Io collaboravo con la cattedra di procedura penale a Cagliari e seguivo i laureandi, e questo ragazzo aveva fatto una ragazza aveva fatto una ricerca storica su casi di revisione particolari, ed era saltato fuori questo il caso, un processo italiano, soggetti condannati per omicidio, dopo qualche anno salta fuori che la vittima in realtà era viva e vegeta. Però voi rendetevi conto che prima del 1865 non esisteva neanche questa possibilità. Io vengo condannato per omicidio, 5 anni dopo salta fuori che il morto è vivo, e se la legge non prevede la possibilità di chiedere la revisione, io resto in galera, e la gente restava in galera. Pensate quanto era forte, mi viene da dire ottusa, la concezione della sacralità del giudicato. Ultimo caso in cui il codice del 1865 consentiva la revisione era quello in cui una falsa testimonianza accertata con sentenza passata in giudicato fosse stata causa della condanna, ossia il condannato viene condannato appunto sulla base di una falsa testimonianza. Se si fosse accertato in separato processo con una sentenza passata in giudicato che quel testimone aveva effettivamente fatto falsa testimonianza, allora io avrei potuto prendere quella sentenza, portarla di fronte al giudice competente per la revisione e chiedere che la mia condanna fosse revocata. Anche qui il giudice della revisione mantiene fermo il potere di dire: no, secondo me quella non è una falsa testimonianza, cioè mantiene forte un potere di riesame complessivo delle carte senza che vi siano automatismi che diano garanzie di esiti scontati.
Il fatto che ancora all'epoca si concepisse la revisione come un istituto pubblicistico, cioè l'idea era quella non di riconoscere un diritto al condannato, una garanzia ulteriore al condannato, ma era quella di tenere pulito l'ordinamento da contrasti tra giudicati o situazioni incredibili come la vittima dell'omicidio che non è morta. E quindi il condannato non poteva rivolgersi direttamente al giudice competente, ma doveva chiedere al ministro della giustizia di presentare lui la richiesta. Quindi era il potere pubblico, il potere esecutivo che poteva dare avvio al giudizio di revisione. Mancava quindi il potere autonomo da parte dell'interessato. Nel 1913 abbiamo un nuovo codice di procedura penale che amplia i casi in cui la revisione della sentenza di condanna poteva essere chiesta. Si estende il primo e si parla per la prima volta di inconciliabilità teorica tra giudicati, ossia io posso chiedere la revisione quando non solo io sono stato condannato per un fatto per il quale è stato condannato anche un altro soggetto, ma anche nel caso che vi ho rappresentato prima a mo' di esempio, in cui io vengo condannato per un omicidio e un altro giudice accerta che non c'è stato perché la vittima è morta di cause naturali. Okay? Quindi due sentenze che accertano fatti inconciliabili tra di loro. Si parla appunto di inconciliabilità teorica. In questi casi si poteva presentare richiesta di revisione ed è un caso che ci portiamo appresso da allora fino ai giorni nostri. Il nostro codice questo caso lo contempla ancora. Fa la sua comparsa il caso di revisione oggi più gettonato, quello a cui tutti tentano di fare ricorso: l'emergenza di nuove risultanze probatorie, ossia quando dopo la condanna siano scoperti o sopravvenuti nuovi elementi di prova in grado di dimostrare l'innocenza del condannato. Terzo, si amplia il caso della falsa testimonianza e si stabilisce che non saranno solo le false testimonianze a dare diritto alla richiesta di revisione, ma si potrà presentare richiesta di revisione in ogni qualvolta la condanna appaia effetto di qualunque tipo di frode in giudizio o inganno alla giustizia. Quindi non solo la falsa testimonianza, ma magari anche la produzione di un falso documento, l'alterazione dello stato dei luoghi in una ispezione giudiziale. In tutti questi casi si poteva presentare richiesta di revisione e sono casi che, tutti e tre, che ritroviamo anche oggi nel nostro codice. Ovviamente oggi noi li interpretiamo con la cultura nostrana, con la sensibilità che ci siamo fatti nel corso di questi secoli e quindi li leggiamo anche con occhi diversi, però tendenzialmente quello che leggiamo scritto è equivalente. Nel 1913 si stabilisce altresì la possibilità per il condannato di chiedere personalmente la revisione e si attribuisce lo stesso potere ai suoi prossimi congiunti, al suo tutore e addirittura all'erede. Anche questa è una norma che ci troviamo pari pari nel nostro codice di procedura penale vigente. Anche oggi il condannato può chiedere la revisione personalmente oppure tramite il proprio tutore o tramite un procuratore speciale, ma possono farlo per lui anche i prossimi congiunti e addirittura gli eredi nel caso in cui il condannato sia morto. Il balletto della slide. Il codice del 1930, che è il codice approvato in epoca fascista, ricalca
i casi del 1913, ma aggiunge un altro caso che pure questo troviamo oggi nel nostro codice di procedura. È un caso un po' particolare, un pochino tecnico. Cerco di farvelo il più semplice possibile. Ci sono delle questioni civili o amministrative che il giudice penale può ritenere troppo complesse per la sua competenza. In alcuni casi è la legge stessa a dirgli: sei obbligato a non decidere tu queste questioni. In tali casi il giudice cosa fa? Sospende il processo penale, manda gli atti al giudice competente, giudice civile o giudice amministrativo, e gli chiede: decidimi questa questione che si definisce pregiudiziale. Perché pregiudiziale? Perché dalla decisione che tu, giudice civile o amministrativo, assumerai dipende l'esito del processo penale. L'esempio classico: reato di incesto. Un padre portato a processo per aver avuto un rapporto incestuoso con la figlia si difende dicendo: signori, fermi tutti, in realtà non è mia figlia, e chiede che venga fatta un'azione di accertamento della paternità, o meglio, un disconoscimento della paternità. È una causa rimessa alla esclusiva competenza del giudice civile, cioè il giudice penale si deve fermare e mandare gli atti al giudice civile, che ha competenza appunto esclusiva sulle questioni di famiglia, di stato di famiglia. Se il giudice civile all'esito del processo dice no, è suo padre, il giudice lo condannerà, avendo provato poi tutti gli altri elementi del rapporto incestuoso, ovviamente. E ipotizziamo che questa vicenda si sia svolta in Italia negli anni 90, quando noi ignoravamo totalmente cosa fosse la prova del DNA, che invece altrove era già sfruttata adeguatamente. E quindi il giudice civile cosa faceva per accertare la paternità tra il signore e la ragazza? Ricorreva a delle presunzioni previste dal codice civile. È nata in costanza di matrimonio? Sì. Ci sono prove che la moglie abbia avuto rapporti di adulterio con altri uomini? Figuratevi voi come si potrebbe provare a circostanze del genere. Insomma, no, non c'è la prova, e quindi presumiamo, sulla base di presunzioni, riteniamo provato sulla base di presunzioni che quella sia la figlia del signore, dell'imputato, che verrà condannato. 10 anni dopo il signore legge su un giornale che in Italia è arrivata la prova del DNA e dice: sai che c'è? Mi rivolgo a un laboratorio, faccio esaminare il DNA mio, il DNA della presunta mia figlia, e dimostro a tutti che non è mia figlia. Effettivamente la prova del DNA gli dà ragione, chiede la revoca della sentenza civile che attesta la paternità e quindi ottiene il disconoscimento della paternità, e torna poi dal giudice penale e dice: giudice, ti ricordi quella sentenza del giudice civile sulla base della quale tu mi hai condannato? Ecco, era sbagliata, è stata revocata, quindi io chiedo la revisione della sentenza di condanna. Questo è. Questo può accadere non solo in situazioni che riguardano lo stato di famiglia, ma ogni qualvolta il giudice penale ritenga la decisione di una questione civile o amministrativa troppo complessa per sé e sospenda il processo mandando gli atti al giudice competente. Attualmente cosa ci dice il nostro codice? Ecco, una cosa che non vi ho detto è che fino al codice del 1865 e anche in quello del 1913 non tutti i provvedimenti di condanna potevano essere oggetto di revisione, ossia potevano essere oggetto di revisione soltanto le condanne più gravi,
per reati molto gravi che comportassero la pena dell'ergastolo o della detenzione superiore ai 3 anni. Non si poteva chiedere la revisione se si veniva condannati per contravvenzioni, ma solo se si veniva condannati per delitti e così via. C'era una serie di limitazioni perché si riteneva che veramente infamanti fossero soltanto le condanne per fatti gravi. Oggi questi limiti sono tutti scomparsi, quindi può essere proposta richiesta di revisione contro tutte le sentenze di condanna per qualunque fatto di reato, contro i decreti penali di condanna, che pensate voi sono dei provvedimenti che possono applicare soltanto una pena pecuniaria, quindi neanche la pena detentiva, e addirittura può essere proposta richiesta di revisione anche per le sentenze di patteggiamento, cioè quelle sentenze in cui l'imputato decide di concordare con il pubblico ministero una pena perché rinuncia a difendersi nel processo. Questa è una cosa a cui non tutti credono, ossia, com'è possibile che un soggetto decida di patteggiare sapendosi innocente? Se patteggia sarà colpevole. In realtà spesso è così, ma non sempre. Molte volte una persona che si trova di fronte a sé un processo complicato, pieno di pericoli, foriero di stress, di problemi familiari, dispendioso e quant'altro, può scegliere la strada più breve e dire: sai, mi sa che piuttosto che sorbirmi tutto quello che mi si profila davanti, con un esito tra l'altro incerto, mi prendo il male minore, concordo una pena e me la subisco. È fatto della settimana scorsa, notizia della settimana scorsa, di un caso del genere. Famiglia Ligresti, famiglia proprietaria di quote di proprietà, appunto, di quote sociali nel gruppo Fondiari Assai, il gruppo assicurativo Fondiari Assai. Alcuni figli dei capostipiti erano amministratori di alcune società del gruppo, in particolare una figlia e il fratello erano membri dello stesso consiglio di amministrazione. Loro vengono sottoposti a custodia cautelare in carcere, quindi carcerazione preventiva per intenderci. La sorella, dopo una ventina di giorni in carcere, evidentemente stressata, decide di patteggiare. Cosa devo fare per uscire? Patteggia e ti facciamo uscire, ti mandiamo ai domiciliari. Va bene, patteggia, la mandano ai domiciliari. Dopo il patteggiamento era comunque un patteggiamento severo, quindi la sentenza passa in giudicato e lei fa altri 8 mesi di carcere, se non ricordo male. Il fratello tiene duro e dice: no, io mi voglio difendere, voglio dimostrare che non c'entriamo niente con questa storia. Fa tutto il processo e finisce per essere assolto. Assoluzione perché il fatto non sussiste, cioè il fatto non è stato commesso né da lui né dalla sorella. La sorella ha ottenuto la revisione della sentenza di patteggiamento portando a sostegno la sentenza assolutoria del fratello. Sono casi rari, ma possono capitare. Quindi, oggetto della richiesta di revisione possono essere soltanto sentenze di condanna. Non possono mai essere oggetto di revisione sentenze di assoluzione. Quindi Tizio viene sottoposto a processo per l'omicidio, per un omicidio, assolto in primo grado, fa appello al pubblico ministero, ipotizzate voi, condannato in appello, fa ricorso per Cassazione il suo difensore e viene assolto, la sentenza di condanna viene annullata e quindi risulta definitivamente assolto. La sentenza di assoluzione diviene definitiva perché dopo la Cassazione, vi ho spiegato,
non ci sono altri giudici a cui rivolgersi. Il giorno dopo rilascia una bella intervista sul giornale: signori e signore, vi ho fregati tutti, in realtà il colpevole ero io, arrivederci e grazie. L'ordinamento non può fare niente contro di lui, non è prevista la revisione delle sentenze assolutorie. Perché non è prevista? Perché c'è un altro principio ancora più forte di quello che tutela il giudicato, che è il principio del ne bis in idem, ossia il divieto di un secondo giudizio per uno stesso fatto nei confronti della medesima persona. È un istituto di estrema garanzia a cui non possiamo rinunciare, nonostante si possa verificare un caso come quello di fantasia che vi ho appena rappresentato, perché si vuole evitare che lo Stato abbia il potere di perseguitare all'infinito una persona. Lo Stato ha la possibilità di sottoporti allo strazio di un processo una volta. Se sbaglia, anche se tu eri colpevole, colpa di chi ha sbagliato, ma non si può accettare il rischio che un innocente subisca più volte uno stesso processo per uno stesso fatto da cui è già stato dichiarato assolto, evidentemente. Okay? Quindi il ne bis in idem prevale rispetto alle esigenze di giustizia sostanziale che potrebbero venire ad esistere in quei casi. Perché? Perché voi dovete pensare che l'esito di un processo non lo si può mai conoscere prima. E quindi l'idea, ma sai che forse quello che abbiamo assolto in realtà era colpevole, dai che gli rifacciamo un processo. Noi non lo sappiamo se l'esito di quel processo porterà con sicurezza ad una condanna, e tantomeno sappiamo se quel processo sarà migliore del primo. Quindi noi diamo avvio a dei processi sulla base di prognosi. Pensiamo che si possa arrivare ad una condanna se facciamo un processo. Evidentemente nessun magistrato processa qualcuno pensando che sia innocente col solo scopo di torturarlo. Parte con una prognosi di probabile condanna, di possibilità di condanna, ma non mai di certezza. Mai di certezza. E quindi il ne bis in idem serve proprio a questo, a tutelare l'individuo dalla possibilità di subire a ripetizione processi il cui esito non si può prevedere prima, e soprattutto non si sa se avranno un esito giusto oppure no. Quindi un processo e basta per un fatto nei confronti della stessa persona. Evidentemente, se il dottor Pilas viene assolto dall'accusa di omicidio, e poi si scopre che nei paraggi c'ero io posso essere processato. Il ne bis in idem tutela lui, non tutela me, evidentemente. È un divieto di secondo giudizio per lo stesso fatto nei confronti della medesima persona. Quindi, detto quali sono i provvedimenti che possono essere oggetto di revisione, vediamo quali sono i casi. Il primo è quello che vi ho già annunciato prima: il contrasto teorico tra giudicati penali, cioè sentenze di giudici penali inconciliabili tra di loro. Ci sono casi in cui uno stesso soggetto è risultato assolto da un giudice per un fatto e assolto da un altro giudice per lo stesso fatto. Perché? Perché soprattutto per i fatti più bagatellari, diciamo, che prendiamo un furto, un semplice furto senza risvolti particolarmente violenti o dannosi, capita non di rado che la macchina giudiziaria si ingarbugli un pochino e da una notizia di reato nascano due procedimenti, stesso furto, stessa denuncia. Per chissà quale motivo viene trasmessa due volte alla Procura della Repubblica, e la Procura della Repubblica, che riceve, dico a Cagliari, circa 12.000 notizie di reato ogni anno,
contro soggetti noti, più ci sono tutte quelle contro soggetti ignoti, non si rende conto che quella denuncia gli era già arrivata il mese prima e iscrive un nuovo procedimento. Quindi Mauro Drogu viene accusato 2 volte dello stesso furto di fronte allo stesso giudice nel senso stesso ufficio giudiziario. Poi un giorno sarà il dottor Rossi, l'altro giorno sarà il dottor Bianchi a conoscere dei 2 giudizi. E siccome Mauro Drogu, imputato, è uno scapestrato che si disinteressa completamente di quello che gli accade attorno, lascia che a difenderlo sia un difensore d'ufficio, non si preoccupa neanche di andare nel suo studio per concordare la linea difensiva, vada come deve andare, tanto a me la giustizia non mi fa niente. Non avete idea di quante persone ragionano in questo modo, è una cosa impressionante come la gente riesca a disinteressarsi dei propri problemi. Succede che il primo difensore d'ufficio, nonostante non abbia la collaborazione del cliente, è bravo e riesce a far dimostrare che Mauro Drogu quel furto non l'ha commesso. Il secondo difensore d'ufficio magari invece si disinteressa della cosa, non riesce a capire come possa aiutare il suo assistito se quello non si fa neanche vivo in studio. Fatto sta che nel secondo processo Mauro Drogu viene condannato. Può capitare, capita. Ora, queste sono 2 sentenze penali in aperto contrasto tra di loro. Mauro Drogu può chiedere la revisione del processo e il giudice della revisione stabilirà quale dei 2 giudici aveva ragione, quello che mi ha condannato o se quello che mi ha assolto. Ancora, si ripropone la falsità in atti o in giudizio, quindi falsa testimonianza, produzione di documenti falsi, frode processuale e via discorrendo. Ancora, la possibilità di chiedere la revisione della sentenza di condanna che sia fondata su una sentenza civile o amministrativa che ha deciso una questione pregiudiziale e che poi è stata revocata, per esempio del papà non papà. Il caso quello più americano, quello che richiama di più i film che hanno gli avvocati in prima linea, è quella delle nuove prove sopravvenute o scoperte dopo la sentenza di condanna. E questo è un caso su cui vale la pena soffermarsi un attimino, perché è molto interessante l'interpretazione che sta tentando di darne la Corte di Cassazione. A partire dal 2001, con una pronuncia a sezioni unite molto importante, che prendeva in esame il caso della revisione di un signore condannato per omicidio all'ergastolo e che sulla base di nuove prove chiedeva la revisione. La Corte di Cassazione a sezioni unite fa tutto un ragionamento e dice: cosa dobbiamo intendere noi per nuove prove? Ci dice, primo, il concetto di novità non è un concetto meramente cronologico, cioè non è nuova la prova che viene ad esistenza dopo la sentenza di condanna. La prova nuova può essere anche una prova che esisteva già prima della sentenza di condanna, ma che non è stata portata per qualsivoglia motivo all'attenzione del giudice. E quindi in questo caso si parla di prova sopravvenuta, ossia esisteva già ma era nascosta, non è rimasta al di fuori delle carte processuali. Per qualche accidente viene ad emergere questa prova che non era stata conosciuta, quella è una prova che può essere portata davanti al giudice della revisione per chiedere appunto la revoca della sentenza di condanna. Oggigiorno poi la scienza sta giocando un ruolo molto importante nel concetto di nuova prova, ossia noi possiamo immaginare un processo appunto degli anni 90 in cui i sopralluoghi di polizia giudiziaria venivano fatti con gli strumenti di allora,
macchine fotografiche di allora, le tracce di sangue venivano repertate come tracce di sangue, poi chissà se fosse sangue umano, sangue animale, non si era in grado di stabilirlo, e ci si arrangiava con i mezzi che si avevano. Una stessa scena del delitto, analizzata con gli strumenti di oggi, gli stessi reperti di 30 anni fa, analizzati con gli strumenti di oggi, possono dare risultati completamente diversi. E quindi ipotizziamo una prova, un'arma da fuoco ritrovata sulla scena del delitto, e si stabilisce che quella è l'arma che ha sparato contro il soggetto che è stato ritrovato morto. Oggi una nuova perizia balistica potrebbe sconfessare quell'assunto, se abbiamo ancora a disposizione il bossolo e il proiettile che vennero repertati e la stessa arma. Ora, le prove sono le stesse, i reperti sono gli stessi, c'è la stessa arma, lo stesso bossolo, lo stesso proiettile, tutto ciò che era stato repertato all'epoca è ciò che abbiamo a disposizione oggi, ma oggi abbiamo a disposizione degli strumenti tecnici migliori, più avanzati, che ci consentono di trarre da quegli oggetti delle conoscenze ulteriori. Anche in questi casi si parla di prova nuova, cioè se abbiamo un nuovo metodo scientifico che ci consente di acquisire delle informazioni nuove, diverse da un determinato oggetto che non era possibile acquisire all'epoca del processo, in cui si è svolto il processo, allora quella può essere considerata prova nuova. Che cosa deve avere la prova nuova? Quale requisito ulteriore per potersi dare avvio ad un giudizio di revisione? Non basta la novità, deve essere una prova che, esaminata da sola o unitamente agli altri atti, alle altre prove acquisite nel processo originario, dia come prognosi quella della soluzione. Ossia, io chiedo la revisione e dico: signori, io venni condannato sulla base di queste prove, oggi è venuta ad emergere questa nuova prova, chiedo la revisione del processo. Se la nuova prova in realtà non è in grado di spostare e di mettere in discussione il quadro accusatorio dell'epoca, la revisione neppure inizia, viene dichiarata inammissibile. È ciò che è successo ad esempio proprio in questi giorni in un processo che nasce dalla Sardegna, a Nuoro. Tale Cherubini venne condannato per l'omicidio della moglie, mi pare 16 anni fa, era 16 anni in galera quest'uomo, e si è sempre proclamato innocente. Ha dato incarico a un avvocato e a un gruppo di tecnici per riesaminare alcuni reperti rinvenuti all'epoca sulla scena del delitto, e è stato dimostrato che delle tracce di sangue presenti questa donna venne trovata morta nel garage, sulla scala di casa che portava dal garage al piano superiore vennero trovate delle tracce di sangue. La sentenza all'epoca si diceva che probabilmente quel sangue era sangue perso dall'omicida al momento della fuga. Questi tecnici hanno dimostrato che quel sangue non era del signor Cherubini e hanno chiesto la revisione del processo. È stata dichiarata inammissibile perché? Perché innanzitutto la sentenza di condanna non accertava che l'omicida fosse solo uno, cioè lasciava aperta la strada a che gli assassini fossero più di uno, quindi che il Cherubini fosse stato aiutato da qualcun altro alla consumazione del delitto. Secondo,
non vi era modo di stabilire quando quella traccia di sangue era caduta sulle scale, se effettivamente il giorno dell'omicidio oppure no. E comunque, se anche ci fosse stata un'altra persona presente sul luogo del delitto, tutte le altre prove a carico del Cherubini rimanevano in piedi e quindi non era una prova idonea a escludere la sua responsabilità. E per questo motivo il processo di revisione non è neppure cominciato, è stato dichiarato inammissibile. Quindi quello che vi voglio dire è questo: è vero che la legge oggi è apparentemente permissiva, è vero che la Corte di Cassazione ha adottato un'interpretazione abbastanza garantista di queste norme, ma è altrettanto vero che la valutazione che è chiamato a fare il giudice di merito, che è la Corte d'Appello, il giudice competente per la revisione è una Corte d'Appello, la Corte d'Appello fa un giudizio normalmente molto severo. Prima di affermare che una determinata prova nuova è in grado di soverchiare un giudizio di colpevolezza, i difensori hanno da sudare più di 7 camicie, perché non è affatto facile far passare l'idea che ci sia stato un errore giudiziario. La legittimazione a presentare la richiesta oggi spetta a tutti i soggetti che vi ho detto prima, più al procuratore generale presso la Corte d'Appello del distretto in cui è stata inflitta la condanna. Tenete conto di una cosa: il giudice della revisione è la Corte d'Appello, ma non è la Corte d'Appello del luogo in cui venne pronunciata la prima condanna. Perché? Perché si vuole che il giudice sia il più possibile imparziale e quindi lontano dal giudice che ha pronunciato quel giudizio di condanna. Si vogliono evitare condizionamenti. Quindi, ad esempio, per le richieste di revisione che hanno ad oggetto condanne inflitte in Sardegna, bisogna presentare la richiesta alla Corte d'Appello di Roma. Per i fatti commessi a Roma, o meglio per le condanne inflitte a Roma, bisogna andare a Perugia e così via. Per le condanne inflitte a Milano si va a Brescia. Ci sono delle corti d'appello prestabilite competenti a giudicare le richieste di revisione che provengono da altri distretti. Se invece la Corte d'Appello ritiene che la richiesta di revisione sia ammissibile, ossia la Corte d'Appello dice: ma sai che effettivamente questa prova, se risultasse confermata, potrebbe portare ad una assoluzione, il processo ha inizio. Si fa di nuovo un giudizio dibattimentale, come un giudizio di primo grado, si riascoltano i testimoni, si sentono i consulenti, i periti se ce ne sono e quant'altro di utile è necessario per arrivare ad una decisione. Il processo si può chiudere quindi con un rigetto della richiesta di revisione, ossia era ammissibile ma alla fine è risultata infondata, oppure con l'accoglimento, nel qual caso viene revocata la sentenza di condanna e prendono avvio tutta una serie di misure riparatorie nei confronti del soggetto che è stato condannato ingiustamente, che tra un po' vedremo. C'è un ultimo caso di revisione che non è previsto dal codice, ma lo ha introdotto la Corte Costituzionale nel 2011 con la sentenza numero 113. Io vi ho detto prima che dopo la Corte di Cassazione noi non abbiamo altri giudici a cui rivolgerci, ed è vero, nel senso che il ricorso per Cassazione è l'ultima impugnazione ordinaria che noi abbiamo a disposizione. Però al di fuori del nostro ordinamento esiste un giudice che si chiama Corte Europea per i diritti dell'uomo, ha sede a Strasburgo, e tutti i soggetti sottoposti alla giurisdizione italiana possono rivolgersi a questa Corte perché l'Italia è parte contraente della Convenzione Europea per i diritti dell'uomo che prevede l'esistenza e il funzionamento di questa Corte. Che cosa si può chiedere a questa Corte? A questa Corte non si chiede di giudicare se sono innocente o colpevole, si chiede di valutare
se lo Stato la cui giurisdizione sono sottoposto ha violato qualcuno dei diritti fondamentali riconosciuti dalla Convenzione. La Convenzione riconosce tutta una serie di diritti fondamentali che poi sono quelli che anche la nostra Costituzione riconosce e tutela, ma attraverso l'interpretazione che ne dà la Corte europea, questi diritti evolvono molto più rapidamente di quanto non evolvano i diritti previsti dalla nostra Costituzione stessa. E quindi, dicevo, chiunque di noi può fare un ricorso alla Corte europea dei diritti dell'uomo qualora ritenga che lo Stato italiano abbia leso un suo diritto fondamentale tra quelli previsti appunto dalla Convenzione. E tra quelli previsti dalla Convenzione ci sono i diritti, c'è il diritto ad un equo processo, il diritto di ogni persona ad essere giudicata secondo regole proprie di un giusto processo. Quindi la regola di essere informato dell'accusa elevata a suo carico, la regola che deve essere garantito il diritto di difesa, che si ha diritto ad un difensore, che si ha diritto di vedere le carte in base alle quali una persona viene accusata, che si ha diritto di rivolgersi a un giudice terzo ed imparziale e via discorrendo. Tutta una serie di diritti senza i quali un processo non potrebbe dirsi giusto ed equo. L'Italia è stata condannata moltissime volte per le violazioni delle regole sul giusto processo, in particolare per quanto riguardava il processo contumaciale, perché vi ho fatto l'esempio prima della violazione formale legata a un vizio di notifica. L'imputato che non sa che a Cagliari si sta celebrando un processo a suo carico. Non vi voglio mettere ansia, ma magari domani c'è un'udienza a carico vostro e non lo sapete. Però oggi vi garantisco che è molto più difficile che questo accada, non impossibile ma molto più difficile. Ma fino al 2014, anno in cui è stata cancellata la contumacia dal nostro ordinamento ed è stata sostituita con un altro istituto molto più garantista, in Italia si potevano celebrare processi nei confronti di soggetti che si consideravano formalmente informati del processo, ma che tutti sapevano che non avevano minimamente notizia di un processo a loro carico. Potevano essere soggetti contumaci o addirittura irreperibili. Pensate che gli irreperibili erano quei soggetti che non si sapeva neanche dove potessero essere cercati, perché non si conosceva il luogo di residenza, né il luogo di lavoro, niente. Beh, per loro si considerava conosciuto il processo se andava a buon fine la notifica al difensore d'ufficio. Quindi un difensore d'ufficio riceve la comunicazione che c'è il processo a carico di Tizio, automaticamente si considera che Tizio sappia del processo a suo carico. Tizio non riesce a trovarlo allo Stato con tutti i suoi poteri. Pensate voi come possa pensare di trovare un difensore d'ufficio e informarlo? Impossibile. Soprattutto per questi processi, per questo genere di processi, l'Italia è stata condannata tantissime volte dalla Corte europea perché non garantiva un equo processo, tant'è che è per quello che lo Stato ha cambiato normativa e oggi non esiste più la contumacia, proprio perché la Corte europea gli ha detto: signori belli, questa è una carenza strutturale del vostro ordinamento, dovete porre rimedio partendo dal Parlamento. E così hanno fatto. Però fino al 2011 non esistevano strumenti che consentissero al condannato, all'esito di un processo non equo, di chiedere e ottenere un rimedio, ossia: io vengo condannato in contumacia, dimostro di non aver mai saputo niente di quel processo perché lo Stato non mi ha mai comunicato nulla e quindi dimostro di non essere stato messo nelle condizioni di difendermi. Il difensore d'ufficio se n'è fregato,
non sapeva nulla di me, non sapeva che prove portare e quindi non ha fatto nulla di che, sono stato condannato senza un contraddittorio effettivo. Mi rivolgo alla Corte Europea dei diritti dell'uomo e la Corte Europea dice: eh sì, questo non è un processo equo. Bene, e che ci faccio io con una sentenza della Corte Europea che dice che non è un processo equo? Niente. Se sono stato condannato a 10 anni, io 10 anni in carcere me li faccio, perché quella sentenza vale a riconoscere che il processo non è stato equo, che il mio diritto è stato violato, ma non avevo strumenti per chiedere un nuovo processo. Nel 2011, siccome il Parlamento dormiva, è intervenuta la Corte Costituzionale che ha detto: signori, in questi casi qualcosa bisognerà pur fare, quindi prevedo, io Corte Costituzionale, che in un caso del genere, ossia con un soggetto che ottenga un soggetto condannato ottenga dalla Corte Europea una sentenza che dichiara non equo il suo processo, possa chiedere la revisione di quel processo non equo. Questa è quella che chiamiamo oggi revisione europea, un caso ulteriore rispetto a quelli che vi ho illustrato prima. Stiamo per concludere, vi do 2 dati e poi lascio spazio alle vostre domande. Tenete conto di questo: per ottenere questa revisione, quindi per ottenere un nuovo processo, l'imputato non deve dimostrare che la soluzione è probabile, come nel caso delle nuove prove, ad esempio. Io vi ho detto, se porto una prova nuova, la revisione sarà ammissibile solo se c'è una prognosi di ribaltamento della sentenza di condanna. In questo caso si ritiene così grave il fatto che non sia stato celebrato un equo processo che il processo si deve rifare comunque, anche se non c'è una prognosi di assoluzione alla fine. Dicevo, se la revisione va a buon fine e quindi il soggetto viene assolto e viene revocata la sentenza di condanna, il soggetto può chiedere la riparazione dell'errore giudiziario. Innanzitutto ha diritto che alla sentenza che revoca la condanna sia data pubblicità nei giornali nazionali e locali, perché venga anche ristabilita l'onore e la reputazione del condannato. E poi ha diritto ad un risarcimento pecuniario. La legge ci dice che ha diritto ad una riparazione commisurata alla durata dell'eventuale espiazione della pena o internamento e alle conseguenze personali e familiari derivanti dalla condanna. Cioè si fa un nuovo giudizio che deve essere introdotto entro 2 anni dalla sentenza che revoca la condanna per chiedere questa riparazione. La riparazione, attenzione, non è dovuta se il soggetto ha dato causa alla condanna per dolo o colpa grave, ossia se il giudice ritiene che alla condanna si sia arrivati anche perché il suo comportamento è stato gravemente colposo o addirittura doloso, ossia ha falsamente confessato il reato oppure ha tenuto altre condotte gravemente colpose, e poi vi dirò che cosa si intende per gravemente colpose secondo i giudici. Paradossalmente i giudici sono più ben disposti a riconoscere l'innocenza di un soggetto che non a riconoscergli il diritto ad un'indennità. Quando si tratta di mettere in mano al portafoglio, i giudici sembra che gli stiate togliendo a loro i soldi, invece dal punto di vista monetario il soggetto può chiedere una somma di denaro oppure la costituzione di una rendita vitalizia. Il soggetto può essere anche accolto su propria domanda in un istituto. Prendete il caso di un povero Cristo che magari si è fatto 20 anni in galera, ha perso tutti i contatti con i familiari o familiari non ne ha più, esce da là, non ha più niente, non ha un luogo dove stare, può chiedere di essere accolto in un istituto a spese dello Stato.
Dal 1991 a oggi sono stati accertati 214 casi di errori giudiziari, ossia di condanne pronunciate nei confronti di soggetti poi rivelatisi innocenti, condanne definitive, ok? Lo Stato ha pagato 76 milioni e 255 mila euro di risarcimenti per tutti questi casi. Ma non è questo il dato più sconvolgente che dobbiamo analizzare oggi, perché esiste un'altra categoria di errori nel mondo della giustizia penale che non prendono il nome di errore giudiziario, perché non conseguono ad una sentenza di condanna. Vi ho detto, errore giudiziario è solo quello che discende dalla condanna definitiva di un soggetto che poi si rivela innocente. L'ingiusta detenzione invece è un'altra cosa. Per ingiusta detenzione ci riferiamo alla ingiusta carcerazione preventiva o all'ingiusto arresto di un soggetto che alla fine del suo processo verrà assolto. Ossia, il nostro ordinamento permette di arrestare soggetti in flagranza di reato, e questo ci sta, anche se poi il giudizio a carico di questo soggetto si può concludere con un'assoluzione. Non è del tutto raro che capiti, perché l'arresto per sua natura viene effettuato in situazioni molto concitate e poco chiare, quindi la polizia giudiziaria può sbagliare, magari arresta la persona sbagliata, magari ne arresta una di troppo, insomma può capitare che un soggetto venga arrestato pur non avendo commesso alcun fatto di reato e quindi venga assolto, e intanto magari quel soggetto 2 notti in cella di sicurezza se li è fatti, però, e quella è un'ingiusta detenzione. Ma ben più gravi sono i casi di ingiusta detenzione da custodia cautelare ordinata dal giudice. Il pubblico ministero durante le indagini può chiedere, ma anche nel corso del processo, ma normalmente si fa durante le indagini, può chiedere che nei confronti dell'indagato venga applicata una misura cautelare. La più grave è la custodia in carcere, poi scendendo ci sono gli arresti domiciliari e via via altri meno afflittive, altre misure meno afflittive. Quando vengono applicate la custodia cautelare in carcere o gli arresti domiciliari, si parla di detenzione, di stato detentivo. Anche gli arresti domiciliari sono equiparati allo stato detentivo. Se alla fine del processo si scopre che io ero innocente e vengo assolto, si parla di ingiusta detenzione. Anche io, in teoria, ho diritto ad una riparazione pecuniaria, ma anche in questo caso la riparazione per l'ingiusta detenzione spetta a condizione che il soggetto non abbia dato o concorso a darvi causa per dolo o colpa grave. E qui vengono i nodi al pettine. Vi spiego come funziona. Il pubblico ministero chiede l'applicazione della custodia cautelare in carcere nei confronti di Mauro Trogu perché ipotizza che sia l'autore di una rapina a mano armata commessa qualche tempo prima. Non c'è il pericolo che Mauro Trogu fuga, perché vive a Villa Cidro con la sua famiglia, lavora a Villa Cidro, quindi non ha nessun motivo per scappare. Si complicherebbe notevolmente la vita. Non c'è pericolo di inquinamento probatorio, perché tutte le indagini sono state fatte, quindi Mauro Trogu non può alterare le prove, non può minacciare i testimoni, perché abbiamo già raccolto tutto il quadro a suo carico. Però ha commesso un fatto grave, quindi o ipotizziamo che abbia commesso un fatto grave, quindi è un soggetto ipoteticamente pericoloso. E allora se è pericoloso, c'è il pericolo che commetta reati della stessa indole. E allora questo è il terzo caso in cui può essere ravvisata una esigenza cautelare.
Io vi ho detto i 3 casi in cui si può applicare una misura cautelare prima della condanna, ossia pericolo di inquinamento probatorio, pericolo di fuga, pericolo di commissione di ulteriori reati della stessa indole di quello per cui si procede. Questo terzo motivo è quello che viene usato più frequentemente, perché è il più facile da dimostrare. Hai sospetto che tu abbia fatto una rapina, quindi potresti farne altre. Sospetto che tu abbia commesso un omicidio, quindi potresti farne altre. Più è grave il reato, più in ipotesi tu sei pericoloso e quindi più è probabile in ipotesi che tu commetta altri fatti di quel tipo. Il 70% dei detenuti italiani è dentro per questo motivo qua. Ok? Il pubblico ministero quindi chiede l'applicazione della misura cautelare. A chi la chiede? Al GIP, il giudice per le indagini preliminari, che la dispone la custodia cautelare in carcere nei confronti di Mauro Trogu. Entro 5 giorni dalla custodia cautelare il GIP viene da me col mio avvocato e mi interrogatorio di garanzia. Io in 5 giorni, di 5 giorni, ne ho avuto a disposizione per vedere gli atti 2 o 3, perché da qui che l'avvocato va a fare le copie, che le copie gli vengano rilasciate, che me le porti in carcere, che io me le legga, che me le studi e quant'altro, insomma, in 5 giorni non è che abbia tutto questo tempo di capire di che cosa mi si sta accusando, soprattutto se sono innocente, che non c'entro nulla col fatto. Voi dovete mettervi il pigiamino del detenuto addosso, immaginarvi innocenti in carcere per un'accusa da cui risultate totalmente estranei, e quindi solo capire, perché siete lì, è molto complesso. Se siete colpevoli, beh, già sapete metà della faccenda perlomeno, ma se siete innocenti no. Quindi cosa gli dico io a questo GIP? Se ho un avvocato poco assennato, sto zitto, mi avvalgo della facoltà di non rispondere, mi prendo altri 20 giorni per leggere le carte, dare qualche indicazione al mio avvocato per dirgli: guardi che io quel giorno ero là, può testimoniarlo Tizio Caio Sempronio, guardi che io, insomma, gli do tanti elementi. L'avvocato si fa le sue indagini difensive e dopo 20 giorni le presenta al giudice e chiede la scarcerazione, e il giudice dice: accidenti, questi hanno ragione, e revoco la custodia cautelare in carcere. E intanto io mi sono fatto 25 giorni di prigione. Alla fine del processo vengo assolto, o addirittura il procedimento viene archiviato sulla base degli elementi raccolti. Quei 25 giorni chi me li ripaga? Direte voi, lo Stato. No, in questo caso no, perché tu, Mauro Trogu, sei stato zitto nell'interrogatorio di garanzia e quindi, stando zitto, hai concorso con colpa grave al mantenimento della tua custodia cautelare, quindi ti indennizzo i primi 5 giorni dove non potevi rendere interrogatorio, ma dal 5° giorno in avanti non ti indennizzo più perché hai avuto la colpa di stare zitto nell'interrogatorio. È un'assurdità che non sta in piedi, perché è un diritto quello di tacere, quindi far conseguire una conseguenza negativa all'esercizio di un diritto è abominio puro. Però, come vi dicevo, quando si tratta di mettere la mano al portafoglio, i principi di diritto cedono in maniera irrimediabile. Questo è un numero interessante: 30.231 ingiuste detenzioni dal 91 a oggi, circa poco meno di 1.000 all'anno. Ogni anno in Italia poco meno di 1.000 persone subiscono ingiuste detenzioni, ossia vengono sottoposte a carcerazione preventiva o arresti domiciliari in attesa di processo e poi alla fine del processo vengono prosciolti. Lo Stato ha pagato 895 milioni di euro di indennizzi, e considerate che sono la minor parte ad essere stati risarciti, perché la maggior parte delle persone qualche cosa l'hanno fatta, secondo i giudici, per contribuire alla propria permanenza in carcere. L'esempio che vi ho fatto prima, la Ligresti, anche a lei è stato negato l'integrale risarcimento del danno, gli hanno rimborsato, gli hanno risarcito soltanto
una parte dei giorni passati in detenzione e non tutti. Quindi, chiudiamo. Errori giudiziari. Di giudicare non ne possiamo fare a meno. Qualunque civiltà, come la intendiamo noi, ha necessità di un sistema giudiziario e non possiamo fare a meno del giudicare. Giudicare allo stesso tempo è la cosa più difficile probabilmente che l'uomo si sia messo in testa di poter fare, e quindi l'errore è possibile. Bisogna farlo nel modo più assennato possibile. Vi lascio con questa citazione di Francesco Maria Pagano, che è il più grande giurista dell'epoca illuminista che abbia avuto la penisola italica, che ha scritto un bellissimo saggio, più di un saggio, è un vero e proprio volume, sul processo criminale, nel quale trasfonde tante considerazioni che sono figlie del pensiero illuminista. E questa è una massima che ho estrapolato per voi. Fa dunque di mestieri, cioè conviene, per quanto mai si possa, di accoppiare e riunire insieme due contrari estremi: pronto ed esatto punimento dei rei e libertà civile, dove libertà civile intende lui libertà del cittadino dai soprusi dell'arbitrio dello Stato. Quindi la società civile deve trovare il giusto equilibrio tra queste due esigenze non superabili: accertare e condannare i colpevoli e garantire agli innocenti la libertà civile dai soprusi dello Stato. Ho terminato e sono qui per le vostre domande.